Buon pomeriggio ragazzuoli, io sono Lord Perso e siamo tornati qui su Round 2 Total War. Potreste vedere qualcosa di diverso nella schermata, tipo i soldi eccetera, rispetto a dove eravamo arrivati la volta scorsa, ma questo perché mi si è corrotto il file e quindi ho dovuto, vabbè, ho dovuto rifare un po' due volte, rifare il salvataggio. Comunque dovrebbe essere tutto a posto come l'abbiamo lasciato. Ecco, l'unica cosa che magari è fuori posto è il pescivendolo, che l'altra volta ero riuscito a fare direttamente l'upgrade. Qua ovviamente non sono riuscito per 6 maledetti denari, ma va bene così, va bene così. Niente, ci sarà solo questa cosa di diverso, il resto più o meno l'ho fatto tutto uguale. Andiamo a potenziare, ah maledizione, no, andiamo a potenziare, sì, 1800, 1800 è tanto di potenziamento. Cosa cambia fondamentalmente? Andiamo a vedere se mi fa vedere colpi al minuto eccetera. Allora, potenziamone una, visto che costa un casino. E cosa cambia di fatto? Una beata cippa. Una beata cippa. Che bello questo aggiornamento. Ho fatto un aggiornamento che non cambia le caratteristiche. Vero? Non le cambia. Non le cambia, ho bruciato 2000 denari, che bello, va bene, ok, dai. Va bene così, ce le teniamo in questo modo, ormai la frittata è fatta e direi di passare al prossimo turno. L'unica cosa che vorrei tanto fare è vedere questa legione che mi scende giù, perché devo... Ok, arriva qua. Quindi io il prossimo turno la devo un po' potenziare, perché ho le truppe migliori, ce le ho lì. Ok, con questi ho fatto pace, quindi in realtà me ne torno leggermente indietro in modo tale da avere magari un po' più di visione, se riesco, magari la piazza tipo qua. Vabbè, non andiamo troppo lontano. Mettiamo... ruba le provviste, no, non voglio creare danni. Questi li lasciamo qua, questi se ne stanno in difesa della città, anzi io li vorrei spostare più in qui a dire la verità, perché ho sempre l'idea di andarmi a prendere Capsa, perlomeno di liberarla. Però vediamo. Ovviamente, ragazzi, in questo frangente, in questa puntata, che adesso vado a portare in avanti di un turno, andremo a far fuori, cioè in senso andremo a fare un mega push in... chi è che... Ah, Decimo Claudio, ok. Lo zio, sì, gli diamo autorità. E stavo dicendo, più un'esperienza, va bene, delle truppe e va bene. E gli diamo probabilità di sfuggire agli agenti e basta, credo che abbia raggiunto il massimo. Dicevo che in questa puntata vedrete, anzi, allora, se riesco, la distruzione di Tarraco, quindi presa Tarraco, poi non dovremmo più preoccuparci dei messilesi. Anzi, sono sicuro, guardate, da quali codardi quali sono. No! Ah, pensavo mi dessero la pace, invece no. Va bene, allora continuiamo il turno. Intanto parlo, vi dico, quindi ci sarà la presa di Tarraco e ovviamente poi lo spostamento delle nostre legioni verso la parte della Spagna e sicuramente nel prossimo capitolo invece, cioè la puntata dopo, ci sarà sicuramente un attacco, un'espansione a livello dell'Africa. Cioè comunque diciamo che ci avvicineremo all'Africa. Attenzione, non avevo considerato questa cosa. Questo è un colpo basso, bravi. Quante truppe portano? Quante truppe? Me la vorrei giocare a dir la verità. Perché loro sono in pochissimi. Noi potremmo fare qualche danno. Infatti vedete che non mi dà. Ma sì dai, me la gioco, ma voi non la vedrete, dai. Va bene, combattiamo la battaglia sul campo. Ci vediamo sul finale, ragazzi.
Allora ragazzi, non avete idea dello schifo che hanno fatto le mie truppe. Una cosa schifosa, una cosa schifosa. Dai, terminiamo la battaglia. Una roba schifosa, veramente. Non hanno fatto nessun danno se non un'unità di arcieri, che era una roba molto forte, tra l'altro l'unità di arcieri. È resistita un sacco. Ed è andata così. Morti e stramorti. Peccato perché ho perso tutti gli investimenti che ho fatto alla città. No, non me l'hanno conquistata, me l'hanno solo razziata. Buono. Buono, buono, buono. Per ora perlomeno. Per ora. Spero che non ci tentino con Massilia stessa. Sì, sono stato un po' troppo precipitoso effettivamente a voler attaccare, a voler scendere così. Però vabbè, va bene. Ormai è fatta. Il dado è tratto. Alleanza difensiva assolutamente sì, però voglio che mi paghi per il piacere di avermi come alleato. Vediamo quanto riesco a spillare. Wow. Allora, non esigiamo troppo, facciamo 2004, perfetto, ottimo. Ci rifacciamo un po' di truppe. Ok, questi qua che iniziano, stanno sempre a girare, a rompermi le scatole. Ok, andiamo su attività produttive o commercio? Io direi su commercio. Roma gli piace commerciare a Roma. Allora, io non voglio tornare indietro con queste truppe. Piuttosto torno indietro con queste qua. Quindi do... Allora, facciamo così, do... no, lui... Allora, lui se ne esce. Ok. Lui se ne esce. Poi, questa legione dà... Allora, a questi mancano. Mi prendo questi legionari, lascio questi due legionari. Quindi sarebbe 17, 16, quindi 18. E qua do queste due unità di cavalleria. Di cavalleria. Sì, magari potrei prendermi un velita e lasciargli questi con lo scudo, visto che è un assedio. Facciamo così. Ok, quindi questi... Ok, perfetto, full stack, ottimo. Diciamo che l'artiglieria però in realtà mi serve, piuttosto mi prendo allora così, facciamo così. Ok. Loro se ne tornano in zona città. Ovviamente l'esercito è proprio piccolo, ma tanto loro non lo sanno di questa cosa, spero. Ripariamo. Dovrebbero teoricamente resistere all'attacco 10 più 5, di cui uno malmesso, quindi 10 più sono... oddio, oddio sono un po' pochi, obiettivamente, per una difesa fatta in un certo modo. La cavalleria che può sicuramente dare fastidio. Gli lascio giù qualcos'altro, dai, gli lascio giù queste due qua. Perché con queste almeno sono sicuro di difendermi. E anche questi, dai. Gli lascio giù questi e loro si allontanano perché l'obiettivo è l'assalto. Tu, mio caro amico, a parte che adesso si sono ridotti come numero, tu, mio caro amico, potresti andare in zona a vedere, però in realtà no, perché fammi l'addestramento di questi. E con queste io dovrei riuscire tranquillamente a entrare nella città e radere al suolo il tutto. Io spero non vengano qua a rompermi le scatole, perché se no perdo anche qua. Allora, potrei effettivamente creare delle forze. Sì, ho anche una tradizione da ripristinare. Potrei creare delle forze per contenere, cioè di difesa.
di difesa. Poca roba, ci butto, tanto guadagno comunque 3.600. Potrei farlo. Vediamo, ripristiniamo. La tradizione no, perché questi sono i nostri, no? E la flotta, io non voglio la flotta, voglio un esercito, quindi lo creiamo. Ah no, vedete che è leggermente più forte. Prima non mi faceva vedere l'upgrade. Oh, la guardia pretoriana addirittura. Wow. La guardia pretoriana. Che sicuramente questa sotto le mura fa la sua bella figura. Però questi hanno tanti arcieri, quindi io voglio la cavalleria. La inseriamo all'interno della città. E gli diamo anche... Ah 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 ah. Certo, perché non ho unità. Vabbè, niente. Diamogli un paio di questi. Facciamo 3, giusto per tenerli in difesa. Questo pannello odioso lo togliamo. E la spia ci anticipa. Ci anticipa, anche perché poi ci servirà per queste zone qui. A parte che ho anche il supporto di questi uomini, Qui facciamo il legato. Quindi in realtà non male come cosa. In realtà io ho considerato 2 eserciti, ma in realtà sono 3 gli eserciti, quindi questi. Facciamo che potenziamo qualcosa. 375. Di strutture in realtà io non devo potenziare un bella cippa. Allora, vediamo, diamogli un bonus a questi. O ai veliti. Ma diamo... che belli. Che belli, ragazzi. Bellissimi. Posso ancora potenziare qualcosa. Potenziamo la cavalleria, che sicuramente ne traggo più beneficio. Va bene così. Va bene così. Rimaniamo in queste posizioni. Non è il massimo, ma vabbè. È un lavoro onesto. Avrebbe detto un antico saggio. Dichiarata guerra tra i cimbri e i nostri alleati. Perfetto, della Cisalpina. Ottimo, così i Coria. Così vanno a dargli un po' di fastidio ai cimbri, che sicuramente vorranno mettere le loro zampacce malefiche in questa direzione. Andiamo avanti con il turno. E vediamo un po' cosa ci regala. Ah, ragazzi, non ho potenziato l'esercito da mandare in... vabbè, ragazzi. Vabbè. Oh, non si può fare tutto, Non ho potenziato l'esercito. Vabbè. Ce lo teniamo così. Amen. La coperta è corta. I nostri alleati si muovono e vogliono dare battaglia a nord. Bene. Sono contento di ciò. Che più disordini creano meglio è. Poi sul lungo periodo non sarà il massimo, perché forse dovremo scontrarci con loro. Però nel breve periodo sono contento. Bene. Patrizia indifferente, plebe soddisfatta. Abbiamo dato il cibo. Qui è migliorato di livello, credo. Cosa è successo qua? Diserzione, grado aumentato. Ah, lui. Ok, scusate. Lui è migliorato. Sì, assolutamente. Campo visivo, assolutamente. Potremmo dargli qualcosa per... Visto che sarà la campagna di Spagna, io direi di andare sull'attacco e sull'esperienza delle truppe. Perché adesso ne faremo. Ecco qua, vedete che ha funzionato come deterrente. Adesso li portiamo dentro in città, così stiamo belli tranquilli, che non ci verranno a rompere le scatole. Questa ci dà anche una guarnigione, ottimo. Ottimo davvero. Non la andiamo a potenziare adesso, perché l'idea è far morire la flotta nel mare. Intanto qua io ho la mia guardia, perfetto. E ogni turno che passa si vanno a potenziare gli uomini di difesa. Aumentano come numero. Ottimo. Ho addirittura due gruppi di picche qua dentro. E vabbè, allora. Poi adesso mi si sbloccano il prossimo turno. Quindi ottimo, bene, 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 bene. Allora, sarei molto tentato di andare qua. Però io non vedo
truppe in movimenti dell'avversario. Magari portiamoci sull'altopiano, andiamo a controllare un po' cosa succede, cosa non succede qua. Guardate qua, guarda qua, manco l'avessi fatto apposta. E io sospetto che non siano gli unici. E sospetto che non siano neanche gli unici. Bisogna stare attenti, che questi scendono molto molto. Vedete? Arrivano direttamente qua. Quindi questa, la mia Tarraco, la dobbiamo tenere. Qua non ci arrivano. Non ci arrivano. Quindi abbiamo un turno per andare e un turno per tornare. Popolazione incoraggiata. Ok, perfetto. Quindi abbiamo un turno per andare e un turno per tornare. Questo sicuramente lo dobbiamo usare a nostro favore. Assolutamente. Allora, con la spia mi piacerebbe risalire da qua. Però allontaniamoci un po'. Un po' troppo però mi sa così. Allora, portiamoci qua in questa zona per vedere se ci sono altre truppe da qualche altra parte. Non sembra. Non sembra. Fino a qua mi sembra un po'. Però dai, arriviamoci. Ok. Ok, comunque riesco a vedere anche questa zona. Quindi sembrerebbe che non ci sia nessuno. E allora ragazzi... cosa si fa? Non si fa l'assedio. 16 truppe. 16. Allora, devo assediarli prima con questi. Perché ho la ballista romana qua. Allora mi conviene forse aspettare ancora un turno. Sono 10. 10 più 1, 11. 11 sono 27. E io li attacco con una potenza di 15. Più 20 siamo già a 35 e più questi. Io direi che posso anche non aspettare a questo punto. Speriamo bene ragazzi, perché se vado a perdere una delle cittadine che ho sul retro, la Spagna diventa un'operazione molto molto lunga. Ci portiamo qua, controlliamo l'uscita dalla regione. Con questi mi porto qui. Qui c'è una spia, loro, ok. Che avrà detto, cavoli, i ragazzi sono messi male. Ok. Allora, voglio fare una cosa del genere. Voglio farla fatta bene, ecco. Più che altro. Ok. E allora a questo punto attacchiamo con tutti. Attacchiamo con tutti, ragazzi. E qua si fa il capolavoro. Qua si fa il capolavoro. Allora, siamo, mamma mia, siamo praticamente 2005 più 3005. Siamo 6000 uomini contro 3000, poco meno. Diciamo, poco meno di 4000 uomini. Allora, effettivamente però le scale... non ho l'ariete, avrei solo le scale. Oddio, c'ho le mie... C'ho queste che mi potrebbero bastare per fare fuori. Però io un ariete leggero, io lo vorrei. Anche la testuggine mi piace molto. E poi di gallerie. No, dai, allora rimaniamo un attimo ancora. Un attimo ancora in turno, rimaniamo così. Qua andiamo a potenziare le legioni. Andiamo a potenziare... No, questa per adesso no, mi sembra un po' sprecata. Qui siamo già al massimo, bene. Qui non posso più potenziare. Allora, sto pensando, se io non attacco adesso, potrebbero arrivare questi di rinforzo. Non sono tantissimi, sono 2 flotte. Però sono comunque 15 uomini in più. Se invece attaccassi subito, però avrei il problema. Però alla fine, raga, ho la ballista. Ho la ballista. Cioè, io magari l'attacco lo farei. E se viene bene, vi faccio anche uno dei video. Un video bello come quello della volta scorsa. Magari ci impiego un po' meno a farlo. Andiamo a potenziare. Andiamo a potenziare questi romani che sono skillati.
Ok. Qui proprio legionari fieri. Allora, va bene, dai. Facciamo l'attacco e poi vediamo come va a finire. Che qua c'è da divertirsi. Ne hanno comunque di truppe, Ne hanno. Non so, non so, ragazzi. Sono un po' indeciso. Sono un po' indeciso perché il rischio è veramente elevato, ragazzi. È veramente elevato. 3 contro 3. Però loro hanno le mura. Ma sì, ragazzi, allora l'audacia viene sempre premiata. Quindi andiamo di assalto. Mi sento confidente con tutta la forza che ho a disposizione. Tra l'altro la mappa è identica alla mappa della partita scorsa, quindi no, non vi farò uno speciale perché sennò è la stessa roba diventa. E invece, no, scherzo. Allora, possibilità rimaste 3 con pioggia. No, io lo voglio fare con un clima asciutto, perché ho anche tanto tiro. Allora. I balliste ancora non ne ho a disposizione. Qua ci sono... Ok, le cose per prendere le mura. Di là avrei l'altra legione che mi viene su un casotto da richiamare. Qui avrei l'altra. È un bel macello adesso dove posizionare le truppe. Una cosa che manca, erano due, è proprio l'indicatore dove entrano dove entrano le truppe. Ah, qui c'è solo una torre e c'è sicuramente una ballista che può darci problemi. Ah sì, dai, lasciamo così. Poi, allora, riordiniamo tutto. Sposto solo le truppe indietro. Riordiniamo tutto poi successivamente. Perché modificarle così... sicuramente questa abbandona la macchina d'assedio. Ci mettiamo dei romani. Questo è poco ma cioè dei legionari. Questo è poco ma sicuro. E non li voglio neanche troppo esperti in realtà, come sono questi qua. Quindi li togliamo dalle macchine d'assedio, questi. E ci mettiamo questi. È un peccato perché vado a perdere un po' il tiro che hanno. Però va bene così per adesso. Qui c'è la cavalleria. Godiamoci un attimo la differenza delle due cavallerie. Quindi una è questa, che è proprio classica romana, vedete, fiera. Bella. Fiera, proprio messa bene. E l'altra è così. Sicuramente più ellenica, ragazzi, come vista. Invece questa più imperiale, guardate che bella. Bellissima. Allora, scusate, questa piccola digressione. D'altronde sarete feticisti anche voi come me, immagino. Allora, prendiamo le nostre belle legioni, le mettiamo qua. Qui abbiamo questi che sono da tiro, poi sono sacrificabili, li mettiamo qui. Il generale che lo mettiamo dietro le unità di cavalleria e iniziamo la battaglia. Ok, esatto, una è qua. Sono qua tutti sulle mura a guardarci. Ok, c'è appunto, sì va bene, ok, le navi, però per ora siamo in difesa. Le torri non arrivano. Ah, guardateli qua, porca miseria, a sapere che arrivavano qui spostavo tutto di qua. Ma allora, in realtà posso ancora farlo, posso ancora farlo. Tanto questi dovranno raggiungere questa zona. Ho intenzione di sfondare completamente qua, sfruttare il sfondamento qua. Questo vuol dire che dovrò tirare giù un po' di torre con gli arcieri. Queste magari le lasciamo qua e lasciamo qualche manipolo di uomini con loro. Tutti gli altri li portiamo via. Allora con questo andiamo a tirar giù qualche mura. Andiamo a tirar giù questo, dai. Ah, qua i colpi che arrivano, bellissimo, a raggiera. Dai, tiriamo giù quella maledetta torre lì. Cioè, torre, quella, quella mura fortificata, così non ci attaccano. Attenzione,
Attenzione. Aspetta, aspetta, perché a me queste imbarcazioni qua non piacciono mica tanto. Tornate un po' indietro, vediti. Sembra che questi vogliono fare lo scherzone. Allora, secondo me bastano e avanzano queste unità qua. Queste ce le portiamo a casa. Di qua. I veliti lasciamo un attimo di qui perché non mi piacciono tanto questi scherzoni che vogliono fare. Bravo il PC, bravo. Ok, qui è crollata, quindi ci fermiamo. Sì, ok, sono fermati. Ok, quindi loro adesso non ci bersagliano più. Potremmo andare a prendere questa torre degli arcieri, ma adesso secondo me non ha senso. Questi li portiamo indubbiamente di qua così. Questo così. E direi di tirar giù il forte se riusciamo qua la porta, perché poi noi entreremo da questa porta qui. Vediamo un po' questi cosa sbarcano. Sbarcano, ragazzi. Sbarcano. Combattimento bella questa cosa qua sulla spiaggia. Allora, portiamo anche la nostra cavalleria, va? Sempre a debita distanza dalle mura, ma portiamola. E adesso facciamo un massacro, ragazzi. Facciamo un massacro, a meno che loro non vogliano entrare nelle porte, ma... nelle mura, ma... sembrerebbe di sì, eh. Sembrerebbe di sì. Andiamo a ingaggiare. I pazzi totali questi comunque. No. Andiamo a prendere questi, dai. Tanto la cavalleria qua adesso si diverte. Mamma bassa. Perfetto, già in fuga. Vanno veloci però, eh. Se ne vanno veloci. Vediamo se riesco a fiocinarli un po'. Bene, generale nemico morto, ottimo. Vediamo se riesco a fiocinarli, ma mi sa che non riesco. Questo modo comunque di portare il gameplay, ragazzi, sarà... no, non riesco. Non riesco. Rischio anzi io la fiocinata dalle mura. No, allora torniamo indietro. Questo modo qua comunque, stavo dicendo, sarà è un modo molto vecchio di portare il gameplay. Nel nuovo... da settembre, o comunque nella nuova campagna che voglio portare con Roma, vedrete che cambieremo completamente il registro. Sarà molto più bello da vedere. 1 hour later. Ok, dai raga, che manca pochissimo. Ok, perfetto. Ottimo. Allora ragazzi, abbiamo tirato giù la porta, perfetto. Ora stiamo riunendo le legioni e siamo pronti per dare l'attacco. Questa sarà la front line. Quando arriveremo sotto la porta. E qua i legionari. Adesso li mettiamo in formazione e... no, scusate, ho sbagliato, a testuggine. E avanziamo. Guarda che bella informazione, bellissime. Bellissime queste unità. Ottimo. Queste li lasciamo qui per ora. Poi assalteremo le mura più avanti. Ottimo, qui c'ho altra cavalleria. La portiamo qua.
iniziano a frecciarci, ma noi ce ne sbattiamo le balle e andiamo avanti. Dritto per dritto. Che ci tirino. Che ci tirino. Roma non ha paura. Roma non ha paura. Che ci tirino. Mamma mia, che bella questa scena, con questa immagine, guardate qua. Roma non ha paura. Bellissima. Allora, andiamo avanti. Dai che si entra, si fa casino adesso, ci si diverte. Che ci tirino. Che ci tirino pure. Dai, dentro anche con questi, li posizioniamo qua per ora. Ok. Vediamo un po' come va la cosa. Ragazzi, dovete pushare e venire qua. Forza. Allora ragazzi, qua stiamo cercando di penetrare. Qualcosa siamo riusciti a fare, ma siamo ancora ben lontani, dall'avere soddisfazioni. Qua teniamoli in questa modalità. Ok, intanto loro iniziano a pian piano a sbriciolarsi. Noi stiamo penetrando sempre di più. Due addirittura in fiamme, ottimo. Qua. Ragazzi, fanno qualche danno. Qualcosina. Vabbè, qua le stessa di ponte direi che l'abbiamo creata con un sono ancora qua. Non ho ancora paura che gli prendiamo le mura dall'altra quella parte, ma il nostro attacco è qua in questa zona. È un bel macello, ragazzi. Non riusciamo a prendere spazio, ma a breve vedrete che collasseranno. Dai, piano piano. Eccolo qua, benissimo. Uno collassato. E adesso perfetto. Ok, collassano tutti e tre. Ok, perfetto. Perfetto, dai. L'ideale sarebbe riuscire a passare attraverso e bloccare questi con le lance prima che diano supporto. Bene. Bene. Dai ragazzi, dai che ce l'abbiamo fatta. Dai che ce l'abbiamo fatta. Dai che ce l'abbiamo fatta. Forza. Dai, ci dividiamo proprio in due tronconi e poi facciamo entrare la cavalleria. Oh, finalmente. Dai, cacciateli da questa città. E poi ci mettiamo bene in formazione. Ok. Eccoli che arrivano. Mamma mia, che strage, ragazzi. Guardate qua, che strage. Che strage, incredibile. Allora. Ok, qua c'è una torre che ci dà noia. Va bene. Andiamo a prendercela. Andiamo anche questa unità. Qui muoviamoci. Entriamo dentro così.
Iniziamo a prendere questa torre. Ok, allora avanziamo, chiudiamo il ponte e portiamo supporto così. E poi facciamo il supporto e il supporto. Iniziamo. E qui abbiamo preso praticamente la piazza. Andiamo a prenderci la piazza. Ok, quindi stiamo andando a prendere la piazza. Qua abbiamo fatto il nostro compito. Non dovete andarvene, dovete rimanere qua e prendere la torre. Non mi sembra ci siano altre truppe. Ok, abbiamo conquistato la torre, perfetto. Ci spostiamo qua al centro. Questi sono già belli che andati, perfetto. Attenzione a questi. Ok. L'idea di quella di fare il giro. Qua ce ne sono ancora tantissimi, ma aspettiamo a andare a dargli noia. Portiamo dentro i generali, che adesso ci possono stare. Qua stiamo prendendo la piazza, bene. Allora, portiamo la cavalleria in giro. Anzi, portiamola qua. Ok, falange contro falange. O meglio, unità contro falangi. Con queste ci spostiamo qua. Servirebbe effettivamente una spada in più. Ah no, guarda qua, queste sono falangi. Perché adesso arrivano questi, quindi spostiamoci di qua. Ne facciamo un altro strato di difesa. Ah, questa è cavalleria. Questa è cavalleria. Che avrei dovuto fare il quadrato, ma va bene così. Andiamo a dare supporto adesso. Eccoli qua, vedi che si stanno allontanando. Ora questi. No, aspettiamo ancora un po'. Andiamo a falciarli. Dai, 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 dai. Tanto questi hanno preso la piazza. Andiamo alla piazza principale. Ah, ci sono due c'è una torre. Dove si conquista questa torre qua? Allora andiamo. Andiamo qua. Lo so che sta volgendo in nostro favore. Lo so, lo so, lo so. Ok, ci spostiamo. Adesso arrivano tutti questi. Ottimo, dal dietro. Sono veramente, veramente efficaci queste maledette. Ok. Raga, tutti in avanti. Ottimo. We await orders. Principes! Advance! Ok, la città, ragazzi, è conquistata. La partita è vinta, voilà. Probabilmente ve la farò vedere a pezzi perché è stata parecchio noiosa. Molto, molto in resistenza la loro, molto piantati sul terreno. Insomma, è stata abbastanza
È stata abbastanza tosta, proprio a livello proprio di muro. Anche riuscire a penetrare all'interno, pensavo un po' più bellino. Diciamo che lo scorso gameplay della battaglia di Massilia, se non l'avete visto andatevelo a vedere perché è un film praticamente. È stato molto più entusiasmante, questo è stato molto un po' così. Però, guardate ragazzi, solo 772 perdite e tra cui la maggior parte sono stati reparti di cavalleria perché... ovviamente, diciamo, i reparti cavalleria hanno sofferto un po' di più. Tra l'altro l'avrei vinta anche a punti questa, oltre che per loro, diciamo, arreso. Cioè, loro resa, scusate, arreso. La loro resa. L'avrei vinta anche a punti. E voilà. E ci salutano i messilesi che non hanno più accesso al mar Mediterraneo. Non hanno più accesso, sono veramente contento. Direi di raderla al suolo questa città. Per far capire chi comanda. Quindi abbiamo raso al suolo un'altra cittadina. E non posso neanche più costruire nulla, quindi rimarrà così. Bene. Questi li portiamo in difesa. Ottimo. Magari uniamo i legionari con qualcun altro, perché... cioè tra di loro, perché... questi sono messi parecchio male. Anche la cavalleria direi che la possiamo unire. Perfetto. E questi rimangono così. Mi serve alla fine solo un esercito di difesa. Questi sono, sì, degli attaccanti, quindi li lasciamo in questa zona. Perfetto, guardate ragazzi. Oh, finalmente la Roma storica ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, anche se un po' strecciata, un po' brutta, ma ce l'abbiamo. Oh là, e mi avanza adesso questa legione che è ottima per andare a attaccare poi la parte più a nord. I lusitani sono veramente una spina nel fianco, si sa mai che adesso magari no, niente. Ok, perfetto, quindi ci siamo giocati questa battaglia qua. È andata relativamente bene. Qua mi mancano i soldi per realizzare qualcosa in città. Allora, se io vado a ripararlo... no. Allora, in realtà il porto non c'è il simbolo rosso, quindi in realtà potrei anche solo ripararlo. Allora, andiamo a riparare la cittadina e vediamo poi nel prossimo turno di andare a costruire delle cose. Bene, bene, loro dovrebbero iniziare a soffrire, teoricamente, devono iniziare a soffrire, non avendo un porto, dovrebbero soffrire il disagio del mare, però vediamo. Questi sono i miei, sì, ok, sono le lame, perfetto, e va bene così. E nelle prossime partite, ragazzi, cercherò di sfondare da queste parti, cercherò, perché ovviamente non è così facile. Un primo obiettivo potrebbe essere distruggere il Numatia, quindi risalire con l'esercito. E magari prendere queste due per mettere in sicurezza Tarraco e Saguntum. Però vediamo, perché a quanto pare i lusitani si concentrano molto in questa zona dell'altopiano, quindi mi costringerebbe ad avere comunque due legioni qua. Insomma, certo, io ne ho altre due qui. Con queste due potrà risalire. Tolosa per ora siamo in pace, quindi non dovremmo avere sorprese. Magari potrebbe essere anche buono, in realtà, tenere le unità qua in difesa, perché poi se venisse attaccata Tarraco posso subito andare a difenderla. È anche una cosa da considerare. Qua risalirei e mi porterei intorno a questo altopiano, se ovviamente le città me lo... Secondo me qua a Numantia non c'è nessuno, secondo me. E potrei anche liberarla Numantia. Comunque andare in questa zona e... ma oddio, potremmo farla anche tutta romana, questa zona qua, in realtà. Quali sono le... ok, Brigantinum, ok. Queste tre. Potrei. Qua invece ci sarà
Numantia e i Bossim. Va bene, i Bossim l'avevo liberata, ma va bene così, lasciatela libera. I Bossim, che tanto non me ne vogliono occupare. Va bene, ok ragazzi. Questo è il resoconto, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Intanto, sono già arrivati, mi sembrava un'eternità, invece sono già qui. Allora, fatemi vedere. Vediamoli in mare. Tanto truppe non ne posso comprare adesso come adesso, e anche se mi sarebbe piaciuto, e le possiamo portare qua, perché adesso che ho 2 legioni e una che mi sta fissa qui, paura non ne ho. Potrei fare l'upgrade ma non lo facciamo. Fatemi vedere un po' com'è la situazione qua a Capsa. Non vedo nessuno, però sapete che i capsacesi non sono proprio così facili da individuare. E poi Capsa è protetta abbastanza bene, perché comunque ha 20 uomini di guarnigione, quindi insomma bisogna giocarceli bene. Bisogna giocarceli bene. Loro sono stati liberati, per ora è neutrale, in peggioramento. Abbiamo transito e accordo. Transito e accordo. Va bene, in realtà potrei anche lasciare questa, visto che sono pochi uomini in difesa di Cartago. Magari cambio le truppe, gli do più truppe a loro e mi tengo la cavalleria, mi tengo tutte queste truppe qua e vado avanti con i legionari da quella zona. Boh, vedremo, dai, vedremo. Ci vediamo al prossimo gameplay, grazie per essere rimasti con me e alla prossima. Ciao ragazzi.